mi volto, eccoti, qui in carne ed ossa il grande Carlo Zaniboni, mitico, non solo conduttore radiofonico, giusto? Belli dentro. Belli dentro, quindi manca il tuo compagno. Però, No, c'è? vabbè. No, c'è, essendo... Ok, esatto, è sotto il tavolo, non si vede, no, vabbè, scusami, no, vabbè, no, insomma, sì. ok, ma anche conduttore su Teletutto di Centro Anch'io, che va in onda tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. E la domenica alle 12:15 e alle 17:50, dunque poco prima di noi, e per chi la notte fatica a prendere sonno a mezzanotte e mezza circa. Che giusto? si consola altrove, se volete, 5 minuti. Ah sì, di puro divertimento, ma anche di storia della nostra città. 60 puntate già realizzate nella passata edizione, Carlo, e 60 quelle E 60 che stiamo vedremo. registrando, sono in fase di montaggio e si fanno anche quest'anno. Raccontaci questa storia del Centro Anch'io, come nasce? Allora, Centro Anch'io nasce, cara Clara e cari amici di Teletutto, da una mia ideuzza di qualche annetto fa. Dico, ma perché non proviamo a coniugare nell'intrattenimento anche un po' di cultura di casa nostra? Quindi cerchiamo di raccontare i nostri monumenti, le nostre piazze, le nostre chiese, che sono tante, una più bella dell'altra, con dei detti popolari tipici nostri, insomma. Nostri, sì. Certo, vabbè, tutto condensato in un prodotto, insomma, abbastanza fruibile anche nella tempistica, soltanto 5 minutini. E quindi il primo minuto viene dedicato al racconto, in modo, così vorrei dire, proprio turistico, del monumento o della chiesa, e poi si va un pochino a spasso e si... E quindi, ascolta, ma i E personaggi che tu chiediamo, fermi, quelli che riesco a esatto, bloccare quelli con... che a volte non è semplice. No, non Perché è mai quando vedono una semplice. telecamera o un microfono ormai Brava. molte persone scappano. Detti Però popolari, adesso ti conoscono anche, no? Quindi sì, si perché, fermano. no, ma non è un vantaggio che ti conoscano, perché se ti conoscono poi ti menano anche, magari, cioè, voglio dire, non è che... Perché no, no, dai. voglio dire, Ma si fermano volentieri. Sì, si fermano, sì. No, non Poi tutti, se si fa rispondono, fatica. insomma. Dai, Clara, lo sai meglio di me, dalle nostre parti, accendi una telecamera, no? Funziona, signora, c'è Teletutto, Centro Anch'io. No, neanche parlano, perché No. temono che tu già sei lì col microfono aperto, con la telecamera accesa che sta andando in diretta, capito? Esatto, La una cosa incredibile. Capito? Quindi giustamente il bresciano è un attimino diffidente, sta Certo. sulle Poi se si aprono ti raccontano, la signora di 95 anni ti viene a raccontare che dalla prima comunione alla protesi Quindi non c'entra più dentaria, niente, in Centro Anch'io. Però ecco lì c'entra tutta la vita Esatto. familiare, però insomma una cosa così, si scappano abbastanza. Dai che ce ne vediamo un pezzettino. Ce ne vediamo un pezzetto? Sì, sì. Vabbè, vediamo se un pezzetto. Delle medaglie, Certo, Rina. Che zona di Lumezzane? San Sebastiano. Abbastanza. Bene, pensionato lei? Sì, 26 anni che sono pensionato. Poi un lustrale, E una con quella di 30 hectare, posata da un coccolata in fonderia. cantante. I'm standing with that man in the mirror. I'm asking if to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanted me to world a better place, yeah, I'm gonna make a change. Questa ricordatela! Diremo, l'abbiamo scoperta noi di Centro Anch'io. Non scappi! Venga qui una cosa rapida, signora Silvia. In compagnia delle amiche. Manu, riprendi le amiche che si vergognano. Qui vicino a me. Allora, qui vicino. Allora, fermi, un po' di ordine. C'ha la figlia in Australia qua, Ho 5 anni che l'hanno. Lei è Sono di Bovezzo, veramente. Bovezzo, ho parenti a Bovezzo. Poi qui, poi glielo dico. Tutte di Bovezzo. Lei? Tutte di Bovezzo. Nave. Cortine di nave. Allora, questa fa la fornaia e sta a Bovezzo. Questa invece a Bovezzo e al figlio lontano, e si vede la lacrima qui, il figlio in Australia. Va bene, grazie, buona passeggiata. Già finito qua? Vabbè, se voleva raccontare a barzellette. Non ho mai visto, però non ho mai guardato la telecamera. Rifacciamo che devo guardare un po' la telecamera. E voi avete un anziano in casa? Non siete voi gli anziani di casa, Oh, no. Prego. In casa mia sì, sono la più anziana. Prego. Sono la più anziana io, per cui i miei figli sono molto signori. Quindi figli, siete ricchissimi. Siete ricchissimi, avete una mamma speciale. Sì, ci crederanno? Guarda, tanto tagliano tutto, Solo i nomi ci saranno, Elena, Cristina e Rosa. I corridori in piazza Loggia mi toccava beccare. Gabriele e Valentina. Allora Valentina, chi tant, chi poc, touch i patessa un po'. Non parlo il dialetto.
Parla il dialetto, questa va a fare chilometri. È divertentissimo, Capito? dai, cioè tu sei divertente e simpatico nell'approccio, ma anche le persone comunque che poi stanno al gioco in qualche modo. Questa lo è sono una mezza tanti. carognata però, perché ti spiego, queste immagini sono state un po' il ritaglio, no? Che poi magari al termine della stagione realizzeremo, come abbiamo fatto già nella precedente stagione, un meglio di. E Il allora meglio col di, meglio no? di inseriremo Certo. anche tutto quello che non si è visto. Quello che proprio non si può vedere neppure in televisione, tipo anche saluti tipici bresciani, Sì, ok. poi magari li pubblichiamo anche sulla nostra pagina Facebook che abbiamo. Per Mi dirvi- dice Maria Caterina che c'è anche un'altra cosa che tu non sai, No, che stavo noi dicendo, abbiamo preparato. no, fermati un attimo, che già mi sto preoccupando. Tu ti preoccupavi prima di fare la diretta con me perché ho detto, Clara, preparati che facciamo come Benigni con la Carrà a Fantastico. Esatto. No, aspetta, ti abbiamo fatto una sorpresa. Oddio, che è? Stai lì, stai lì, Mamma stai lì, mia, stai lì. mamma mia, che brutta Stai lì. cosa. A ognuno la sua passata, me fa anche che a ogni la sua passata, me fa la presca tardi. Restate con noi 30 secondi. No, da gollarda la gata perché la tenias de cento, ovvero dare il gatto alla larda. Sai crede più al mal che al be, vabbè insomma dai, su via. Fanno più notizie probabilmente le notizie. In piazza Mercato, c'è un detto primaverile che... Vado. Vai. Perché fai quelle linguacce così? Fetenti, disgraziati. E questo chi è? Emanuele Carpella? Questo è Emanuele hai detto? Carpella che volevo ringraziare, ma dopo sta cosa non lo Ma ringraziamo dai, più. sì, cioè dimostra ancora di più quanto tu sia Ma simpatico. no, vabbè, dai, ci divertiamo, insomma. Vi No, lo divertite. devo ringraziare tanto Manu perché è una bella risorsa preziosa, lui gira, poi monta, insomma. E c'è anche tanto girato che non va in onda, che non dovrebbe andare in onda, ma che voi disgraziatamente, delinquenti, torni qui un'altra lei, volta. Ugo, tutti quelli in regia, Ma la dai, ma denuncia. perché ci sei simpatico. A noi piace molto, c'entro anch'io, tu lo fa sai. piacere. A parte i belli dentro, che io ascolto e sono stata anche E ospite. sopravvivi. No, mi piace molto. Però anche C'entro anch'io mi piace tanto, sia come format, Fa piacere. sia come lo conduci tu, perché davvero l'approccio con le persone, io lo so per esperienza, è difficilissimo. Quindi instaurare poi questo rapporto, insomma così, di simpatia e di goliardia, devo dire che ti va dato Sì, veramente merito. Si fa fatica un po', ma ci si diverte. Dai, Senti, alla fine, ci ma si la diverte. persona più strana che hai fermato? Allora, fermi tutti qui perché tra poco, voi non sapete ancora che non possiamo andarli in onda adesso, in anteprima li stiamo montando in questi giorni, abbiamo beccato qualche giorno fa quando abbiamo registrato la puntata a Santa Chiara, che sai che Sì. è pure sede dell'Università Statale di Brescia di Economia. Siamo arrivati con il giorno delle discussioni delle lauree, quindi sai tu come sono tutte cose anche un po' goliardiche, no? C'è quello che dovrebbe essere a fare il commercialista tra 2 giorni, era vestito da struzzo, ombriaco marcio, c'è la ragazza che si appoggiava al fidanzato travestita da Mosso Vileda, C'ero anch'io. tu pure, lo vedi, sta No, c'ero confermato. anch'io quel giorno. Ecco, c'era pure la mamma Clara con la lacrimuccia commossa, tu sempre però in perfetta forma. Grazie, grazie. Ecco, E e poi? allora poi abbiamo beccato pure questi e stavamo per beccare pure te, figlia tua. Esatto, invece mia figlia stava terminando la discussione e quindi voi eravate già andati via. Ecco, quindi in queste, le prossime puntate, troverete pure questi personaggi un po' strani. Bello, bello. Sì, perché poi li travestono, no? Anche io ho scoperto, Sì. immaginati la nonna come è rimasta, Sì. travestita da Minnie, mia Chi? figlia. Da Mia Minnie? Da Minnie, sì. Da Minnie? Da Minnie. Io lo struzzo non l'ho E tu visto. che facevi, nonna papà? No. No, io, per carità di Dio, no, insomma. io ero Tu così. immobile, cercavo di tenere tranquilla la Tu nonna sempre perché così, era sempre un gnocca, problema, brava Clara. assolutamente. Carlo, Ehi là. torna a trovarci perché adesso il tempo è terminato, No. abbiamo poco. Sì, dalla No. regia continua a dirmi taglia, taglia, siamo fuori tempo. Bacio, 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 Promesso, promesso che torni presto. Va Bacio. bene. Sei un grande. Grazie, a tra poco.